Ci troviamo in piazzale Ugo La Malfa ad Agrigento, area come nota che ospita il mercato rionale del venerdì, ma quest'area avrà i giorni contati perché dal 22 febbraio c'è stata un'ordinanza del sindaco. Quest'area sarà abbandonata anche perché è un'area mista tra pubblico e privato. Si passerà qui accanto dove l'area è comunale, quindi una nuova assegnazione. Ci siamo spostati di una ventina di metri, adesso ci troviamo nella nuova area, questa sarà l'area definitiva. Dietro di me lo stadio Esseneto e lo spazio antistante alla sede dell'ufficio regionale agricoltura e foreste. Sono previste due tipologie per quanto riguarda l'assegnazione di posti. Allora, due tipologie, una 6x4 e una 12x4. Un terzo, cioè 51 posteggi, sono riservati al settore alimentare, 2/3, cioè 101, sono riservati per il settore non alimentare. Le aree interessate sono il piazzale Ex Saiseb, via Giovanni Scavo e la via Manzoni, cioè dalla parte dalla Castagnolo fino ad arrivare alla colonnina di via Ugo La Malfa. L'area scelta sarà definitiva, mentre il bando sarà provvisorio solo fino ad aprile, in attesa che venga approvato il regolamento in Consiglio Comunale. L'area è esclusivamente pubblica, interveniamo in questo momento in attesa che il Consiglio Comunale si pronunzi sul regolamento in maniera definitiva, in questo senso andando a rispettare il ruolo e le competenze di ognuno e soprattutto andando a dare certezza a tutti i soggetti operatori del settore. Il recepimento delle nostre indicazioni oggi ha un significato di svolta verso la legalità, iniziando da un settore molto delicato come è quello commerciale. Questa ordinanza sindacale deve avere un valore naturalmente non repressivo, ma di riordino a tutela degli operatori commerciali, perché portare all'interno del mercato del venerdì di piazzale Ugo La Malfa le regole della trasparenza, della concorrenza e anche della sicurezza per quanto attiene alla frequentazione pedonale, a mio parere costituisce una forma di maggior tutela verso gli stessi operatori. Merito innanzitutto delle mie segnalazioni, delle lettere del comandante, delle segnalazioni del comandante, è una persona che vuole, per il ruolo che riveste, è un ex carabiniere, io rispetto tantissimo le forze armate. Lui dall'alto della sua esperienza ha immediatamente segnalato la situazione al comune, io politicamente l'ho immediatamente appoggiata, portata avanti, ho segnalato la situazione in consiglio comunale, i miei colleghi sono stati solerti nel rivolgere al sindaco l'atto di indirizzo.